31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta dal Friuli. 2 novembre il Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre gran finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella. L'ondata di maltempo con forti e persistenti piogge ha causato danni con frane, allagamenti e numerose cadute di alberi in Friuli nelle ultime ore. È in corso in tutta la regione una nuova allerta meteo gialla-arancione diffusa dalla Protezione Civile. Da ieri intanto hanno operato 239 volontari con 90 mezzi intervenuti per il monitoraggio del territorio, allagamenti e per tagliare alberi. Da ieri sera è isolata la frazione di Zomeais a Tarcento a causa di una frana. Nello stesso comune si sono registrati più allagamenti a causa dell'innalzamento del Torre per le precipitazioni locali. Questa mattina intorno alle 7:15 un'auto è rimasta bloccata nel letto del fiume Meduna al guado di Murlins. L'automobilista al volante ha chiesto soccorso al numero unico d'emergenza 112 ed è riuscito autonomamente a uscire dall'abitacolo e mettersi in salvo. Il torrente Cormor intorno alle 6 è esondato a Pozzuolo tra il comune e la frazione di Carpeneto all'altezza del campo sportivo ed è stata interrotta la viabilità per la presenza di acqua sulla carreggiata. Sono intervenuti i volontari della squadra comunale di protezione civile attivati dalla sala operativa regionale della protezione civile. Le piogge più forti sono cadute sulla pianura pordenonese fino a 130 mm a Vivaro e su quella udinese 150 mm a Dosoppo. In Carnia si sono registrati 150 mm a Sella Chianzutan, mentre 183 a Passo del Predil. Sulle prealpi carniche fino a 200 mm a Clauzetto, ma in particolare su quelle Giulie che ha visto i 300 mm ai Musi. Sulla costa, a Grado, si è verificata acqua alta e nella zona c'è stata anche mareggiata che ha provocato danni, idem a Lignano Sabbiadoro. Numerosi bacini e fiumi per i quali è scattato l'allarme di piena e di prevista piena come Livenza, Tagliamento e Sonzo in più punti dei rispettivi corsi. Dal 31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta dal Friuli. 2 novembre il Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre gran finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella.